Caos vaccini, tanti dubbi interpretativi sulla legge che impone l'obbligo vaccinale e altrettanti sono i punti di domanda delle famiglie che non sanno bene ancora cosa devono fare. Anche le scuole sono nel limbo, in balia degli eventi che si stanno susseguendo e restano in attesa di indicazioni precise dagli organi competenti. Quel che è certo al momento è che i genitori dovranno produrre l'autocertificazione, mettendo nero su bianco la situazione vaccinale dei figli e dimostrando la volontà concreta di adempiere all'obbligo. La scuola è chiamata ad acquisire lo stato vaccinale dei bambini attraverso un'autodichiarazione dei genitori entro il 10 di settembre. E se i genitori non lo faranno, in Veneto, lo ricordiamo, c'è la moratoria della regione che sposta l'obbligo al 2019. E qui la situazione si complica. Alcuni dirigenti da noi interpellati ci hanno garantito che i bambini mercoledì prossimo verranno comunque accolti. Per altri presidi invece vale la legge dello Stato e non la moratoria e dunque senza autocertificazione i bimbi non verranno fatti entrare in aula. Insomma, la questione è davvero torbida e soprattutto in continua evoluzione. Se qui si presenta un bambino non vaccinato, che cosa succede? Sinceramente non è dato di saperlo al momento. La legge impone l'obbligo vaccinale e impone questa scadenza del 10 di settembre. Tutto il resto le scuole sono in attesa di capire. E se la documentazione per gli asili nido e le scuole materne va presentata entro il 10 settembre, per gli altri gradi di istruzione la scadenza è il 31 ottobre. I primi giorni di scuola le ho già predisposte, una circolare in qualche modo verrà inviata a tutti i genitori perché compilino una sorta di autocertificazione. Il modello c'è già, è quello ministeriale, è uscito 20 giorni fa, e l'altra circolare per tutto il personale della scuola.